Dopo 42 anni un nuovo pezzo di verità sulla strage di Bologna. Condannato all'ergastolo Paolo Bellini, ex terrorista neofascista, riconosciuti come mandanti P2 e servizi segreti deviati. L'inviato Lorenzo Santorelli. A quante udienze ha partecipato? Almeno 200 udienze. Paolo Bolognesi entra in questo tribunale per la 200ª volta, ma l'udienza di oggi la ricorderà per tutta la vita. Lo condanna alla pena dell'ergastolo. C'è un quinto responsabile della strage, Paolo Bellini, 69 anni, ex estremista di destra di Avanguardia Nazionale. Prove ci vogliono, non le chiacchiere. Fra le prove a suo carico questo fotogramma che lo ritrae in stazione quel 2 agosto del 1980. Prove cercate e trovate dalla Procura Generale che ha riaperto il caso e ottenuto una prima verità giudiziaria. La bomba alla stazione, piazzata da 4 neofascisti dei NAR già condannati, Mambro, Fioravanti, Ciavardini e Cavallini, insieme a Paolo Bellini. Ricordiamoci sempre che dovevano archiviarlo senza neanche fare le indagini. Sono state fatte le indagini e hanno portato a questi risultati. L'inchiesta è arrivata a svelare anche i mandanti dell'attentato non più imputabili perché deceduti, i piduisti Gelli Ortolani, pezzi deviati dello Stato, l'eccidio di Bologna, 85 i morti, voluto per sviare l'attenzione dalla strage di Ustica, il culmine della strategia della tensione. Non posso dire sono contenta, diciamo che questo mette un punto fermo a un percorso di vita pesantissimo. Approvato in via definitiva al Senato.